noi siamo qui, io e mia figlia, ecco, per sensibilizzare chiaramente tutti quanti ad un corretto utilizzo della strada, per il bene di tutti. Penso che sia molto importante essere attenti quando si è in strada. Ma i giovani lo capiscono? Beh sì, bisogna capirlo. Sono qui per ricordare tutte le vittime della strada che ci sono state e comunque penso che è un tema molto importante perché bisogna essere calmi nella strada, guidare con calma. È veramente un bel problema e bisogna cercare di sensibilizzare gli automobilisti a rispettare i pedoni e a rispettare anche se stessi. Non so se la fiaccolata riesca nell'impresa, ma sicuramente è necessario dare almeno un segnale. Perché è qua oggi? Perché è commemorazione della morte di mia moglie, ancora nel 96. Incidente d'auto qua a McDonald's, sicché io sempre vengo qua. L'ho persa giovane, ero giovane anch'io e purtroppo la vita continua, ma è dura, una bella botta in testa ho avuto. Non si dimentica mai? No, per carità, scherziamo. È una cosa che ti resta impressa proprio, nel cuore e nella testa. Lei è qui per ricordare la mamma? Io sono viva per miracolo perché ero con mia mamma, che purtroppo è mancata, e il ricordo è sempre, lei è sempre con noi, però purtroppo bisogna fare i conti con una realtà difficile e dura per tutti noi. Significa che bisogna stare molto attenti perché ci sono tanti pericoli per strada. Però quando si è giovani si pensa poco ai pericoli. Ai giovani il pericolo sembra che capiti sempre agli altri. Un po' sì, però quando ti capita a te, ti rendi conto che non è così poco frequente. Può fare moltissimo la politica se c'è la volontà di farlo, a cominciare dei piccoli interventi dissuasori, autovelox ad esempio, che possono in qualche maniera scoraggiare l'alta velocità, una grande mobilitazione a livello di scuole, di istituti secondari per diffondere la cultura del rispetto delle regole della strada e soprattutto dal punto di vista di una generale anche complessa urbanistica del nostro territorio, quello di mettere in ordine la articolata viabilità della nostra provincia.